Buongiorno e grazie per aver valicato Portogruaro ed essere arrivati ai confini con il Veneto, con il Friuli. Allora, io sono, mi conoscete, Ernest Drigo, sono il presidente del comitato Terza Corsia che si chiama, adesso gli abbiamo dato anche un nome, Livenza Tagliamento. Perché vorrebbe in qualche maniera occuparsi di un territorio che va ben oltre. Era spalciato anche te. Sì, di un territorio che va oltre il comune di Taglio Veneto e che si occupa praticamente di uno spazio che va da Livenza al Tagliamento. Anche se il comune di San Michele non mi pare molto interessato e anche altrettanto il comune di San Stino di Livenza. Il comitato, vi ho dato copia dell'atto costitutivo, è nato il 31 luglio 2009 da 14 persone, quasi tutte di Teglio, ma c'era anche la presenza di una ragazza dal comune Fossalta e una di Portogruaro. Queste 14 persone hanno firmato un atto costitutivo e insieme hanno formato questo statuto e hanno formato il comitato. Il presidente sono io, il vicepresidente Stefano Spivac, il segretario che è anche cassiere Gino Gobbo di Teglio. Poi c'è un comitato direttivo molto limitato fatto da Irina Drigo e da Sonia Lena, che è anche assessore all'urbanistica al comune di Fossalta di Portogruaro. Il comitato è un comitato cittadino per l'attuazione delle opere di mitigazione e compensazione e per la non costruzione dei nuovi parcheggi relativi alla terza corsia dell'autostrada A4 Venezia-Trieste. Per cui lo scopo è preciso, specifico. Voi qua dietro avete una serie di manifesti che nel frattempo abbiamo fatto ed è istituito proprio per l'attuazione, ripeto, di opere mitigazione e compensazione previste nel progetto approvato, nel progetto di ampliamento della terza corsia approvato dal CIPE nel 2005, che è il risultato della valutazione di impatto ambientale, e la non costruzione dei parcheggi che non c'entrano niente con il progetto della terza corsia, ma sono stati aggiunti come una soluzione al problema della sicurezza. La sede è a Teglio Veneto, si può aderire compilando ovviamente la scheda di adesione e chiedendo di aderire al comitato e accettando lo statuto. Il comitato ha già fatto una serie di incontri, noi stiamo lavorando dal 2008, ne ha fatti 5 a Teglio Veneto, 2 a Pradipozzo e un incontro l'abbiamo fatto a Portovecchio. Adesso abbiamo in programma di tornare a Portovecchio e di andare a Sciumaglia. Ha presentato un progetto per opere di mitigazione, il progetto l'ha presentato alle Autovie Venete, l'ha presentato alla Regione Veneto, l'ha presentato alla Regione Friuli, ai comuni di Teglio Veneto e ai comuni Fossalta e Portogruaro. In questo caso il comitato, perché molte volte si sta presto a dare delle interpretazioni che non sono corrette, il comitato, l'abbiamo sempre detto, non è contro la costruzione a terza corsia, perché su questa costruzione a terza corsia non c'è più niente da discutere, in quanto arriva fino a Quarto d'Altino, arriva fino a San Donà e ripartirà poi da San Michele, dalla Tisana, per cui inevitabilmente la terza corsia occuperà anche il nostro spazio. Quello che noi pretendiamo è dalla costruzione della terza corsia pretendiamo di risolvere in parte i problemi che l'attuale autostrada crea. Quali sono i problemi?
per cui poi è anche semplice capire quali sono le opere di mitigazione e compensazione. Il primo problema è un problema che si vede poco, ma è un problema ormai chiarissimo per tutti, ed è il discorso dell'inquinamento atmosferico. Nel tratto io ho fatto dei calcoli, c'è un manifesto qua che si vede anche della concentrazione media di ossidi di azoto fatto dall'Università di Heidelberg, per cui la pianura padana assieme all'area industriale della Germania, la Ruhr, è l'area più inquinata in tutta Europa, lo vedete dalle macchie rosse. Noi abbiamo un tratto di un'autostrada dove mediamente transitano 50.000 unità al giorno, e faccio medie basse. Ogni unità produce 400 grammi di CO2, per cui ogni giorno abbiamo 20 tonnellate di CO2 al giorno per chilometro. Significano 7.000 tonnellate di CO2 all'anno per chilometro. 7.000. Se un ettaro assorbe da un minimo di 4 a un massimo di 10 tonnellate di CO2 un anno, io faccio il calcolo di 10, noi avremo bisogno di 700 ettari di bosco ogni chilometro per assorbire la CO2 dell'acqua. Ripeto, 700 ettari di bosco. Tenete presente che tutta la superficie del comune di Telio Veneto, che è circa 12 km quadrati, sono 1200 ettari. Per cui se noi vorremmo coprire i 2 km dell'autostrada che attraversa il comune di Telio Veneto, non basterebbe neanche l'intero comune di Telio Veneto. Per cui un problema fondamentale è che in qualche maniera noi dovremmo cominciare a diminuire, ad assorbire, sarebbe meglio diminuire, comunque assorbire la produzione di CO2 che l'autostrada fa. L'altro è un problema di rumore. Noi abbiamo un'autostrada ormai da più di 30 anni e non abbiamo mai visto nessuna barriera antirumore, non l'abbiamo mai visto, e siamo comunque di fronte a una società che comunque fa dei forti utili. Noi siamo di fronte a una società, e questo è un problema da tenere ben presente, che nell'ultimo anno ha fatto 33 milioni di utili. Ed è una società, come si legge su uno dei manifesti che ho riportato da un articolo del Piccolo, un'Autovie Venete è una fabbrica di soldi, oltre 33 milioni di euro di utile netto nel 2008. Strano che una società nata per gestire un servizio pubblico faccia degli utili spropositati a spese dei cittadini. Il problema che noi poniamo è che ci deve essere perlomeno un limite nello sfruttamento ai soli fini economici di un'attività come questa, tenendo presente che dei 33 milioni di euro di utili, il 25% è stato diviso fra gli azionisti, il 75% è stato reinvestito, il 25% è stato diviso. Significa che la Regione Friuli si è portata a casa in un solo anno dai 7 agli 8 milioni di euro di utili, perché la maggiore azionista dell'Autovie Venete per circa l'85-86% è la Friuli, per cui il Friuli Venezia Giulia. In questo caso un ente pubblico, la Regione Friuli, fa i soldi con il traffico dell'autostrada e deve in qualche maniera mitigare, deve in qualche maniera prevedere delle opere per la mitigazione.